Ieri siamo stati nel viale Sicilia a Fontanelle, il quartiere a nord di Agrigento, dove la forte pioggia ha lasciato vistosi segni con il fango sulla strada a creare problemi alla circolazione e forti disagi per i cittadini. Oggi siamo invece a sud del capoluogo, in via dei Giardini a San Leone, una delle arterie principali del Lido agrigentino che ad ogni pioggia si trasforma in una strada a rischio, sempre a causa del fango e dei detriti, proprio come a Fontanelle. Perché anche qui tutto nasce dalla campagna circostante, all'angolo con la via Gela. 2 anni fa, come ci aveva confermato un assessore, il comune era riuscito ad individuare i proprietari del terreno. Bisognava solo inviare l'invito a provvedere con la realizzazione di un muretto di contenimento. Un discorso rimasto a metà, come sempre succede quando si amministra a parole. Riproponiamo le immagini del 2019 per comprendere come si trasforma la via dei Giardini quando piove. Un rischio che purtroppo è destinato a durare fino a quando non sarà deciso chi dovrà porre rimedio. Intanto sarebbe opportuna un'adeguata pulizia dei luoghi, visto che dopo il maltempo dei giorni scorsi la via dei Giardini avrebbe bisogno di una pulizia straordinaria e non solo per il decoro urbano, ma per eliminare i detriti depositati lungo l'arteria.